Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di TG Plus. È il 22 maggio. Oggi partiamo con la tribuna di Treviso per quanto riguarda il Padovano. Stagionali, boom di cause, sfruttati e sottopagati. CGIL, 200 vertenze da parte di baristi e camerieri con paghe da fame e orari impossibili. E la FIPE lancia un job day per garantire contratti regolari ai candidati. Di spalla vedete una notizia che è anche sui giornali di carattere nazionale: la mia Ilaria arrestata per una canna di un amico. Qui insomma si capisce già di più di che cosa si tratta. E a Treviso 2 rapine in pieno centro, i negozianti chiamano Conte, adesso è tornato a fare il sindaco, quindi che si dia da fare, dicono. Sette rifà il look all'hotel Bauer, 300 operai nel cantiere. E Prealpi, San Biagio aumenta gli utili e finanzia la svolta green. Nella fotonotizia della tribuna di Treviso, 12 aquile reali in volo tra Visentin e il Cesen, ma spesso devono lasciare i nidi per i forti rumori. Quindi vedete, le aquile non vanno tanto a raccordo con i rumori, nemmeno loro, poverine. Il Gazzettino: opera sui diritti umani, la Cina diserta la Biennale, droga hostess arrestata in Arabia, è un equivoco. Lo scrive il Gazzettino. Vedete prima la canna dell'amico, ha scritto la tribuna di Treviso. Poi naturalmente, se volete, andate a leggervi gli articoli e vedrete che ci sono varie cose da capire. Alluvione, rimborsi e via le tasse. Un commissario per l'Emilia Romagna, Meloni, risposte subito allo studio task force contro il dissesto. E io che pesavo 90 kg nella fotonotizia, ora sono miss. La svolta di Maria Antonietta prima della finale veneta. Scompare dopo il lavoro, trovata morta, giallo sul Piave. Purtroppo è successa questa cosa e ne succedono continuamente. Per andare a vedere anche cosa scrive il Corriere del Veneto, vedete il Corriere della Sera, invece in questo caso, perché il Corriere del Veneto non esce lunedì. Romagna, piano per gli aiuti, Meloni tra gli alluvionati, possiamo nascere forti, useremo anche i fondi dell'Unione Europea. Anche qui la fotonotizia dedicata alla notizia veneta. Il caso Trevigiana, 23 anni, è in cella da settimane, l'ultimo video in hotel, il mistero della hostess arrestata in Arabia. Una occhiatina la diamo anche alla prima pagina di Notizie Plus, andiamo a vederla quella generale. Weekend di controlli e multe nel Padovano, molti sono le situazioni create dai controlli dei carabinieri. È stato trovato di tutto, ma l'avete già visto sui giornali, dal piedi di porco a macchine sequestrate, patenti ritirate. Così pure nella Marca, lo vedete qua sotto. E poi altre notizie di cronaca: bancali a fuoco, coinvolte bombole di gas, perde il controllo del furgone, si ribalta sulla strada, purtroppo è morto il conducente. Con questo è tutto anche per la provincia di Treviso. A domani.